Nella giornata di lunedì 3 agosto è stato aperto il sottopasso ciclopedonale realizzato da Rete Ferroviaria Italiana che collega la parte alta e la parte bassa di via alla spiaggia Rivabella nel comune di Lecco. Presenti il sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi di Regione Lombardia Antonio Rossi, il sindaco di Lecco Virginio Brivio e il direttore produzione Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana Luca Cavacchioli. Il sottopassaggio, costituito da 4 conci prefabbricati con una lunghezza complessiva di 8 metri, è dotato di un impianto di illuminazione a LED di ultima generazione, apposite canaline per biciclette e 2 sistemi montascala a piattaforma per consentirne l'utilizzo anche alle persone a ridotta mobilità. L'investimento economico è stato di 1,4 milioni di euro, finanziato per 1 milione dal Patto per la Regione Lombardia del 2016 e per 424 mila euro dal Comune. Rete Ferroviaria Italiana ha partecipato con costi indiretti legati alla gestione del cantiere. Attraverso il ricorso ai voucher, l'amministrazione del Comune di Milano ha deciso di facilitare l'utilizzo del taxi per medici e infermieri, persone anziane sopra i 65 anni con particolari fragilità, persone con più di 70 anni, persone con disabilità del 100% e donne che debbano spostarsi la sera tra le ore 21 e le 6 del mattino. Il provvedimento risponde anche alla necessità di individuare misure funzionali a fronteggiare l'emergenza sanitaria e le criticità derivanti dall'incremento del traffico in termini ambientali e di congestione, sostenendo e potenziando l'utilizzo di tutte le forme di trasporto alternative al mezzo privato. I taxi rispondono perfettamente a questo bisogno e per incentivarne l'utilizzo, a partire da agosto e fino a novembre prossimo, saranno introdotti dei voucher per un valore totale di 700.000 euro, che avranno anche la finalità di rilanciare e sostenere questo servizio, particolarmente colpito dalla crisi determinata dall'emergenza Covid-19.